Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia di Etta Carignani, che è la presidente dell'ANDE di Trieste, l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, e c'è anche assieme a noi Marina Cioli Rinaldi, che dell'ANDE Triestina è la vicepresidente. Grazie ad entrambe per essere tornate nei nostri studi per parlare, ma direi parliamo innanzitutto dell'ANDE. Che cos'è l'Associazione Nazionale Donne Elettrici? È una realtà battagliera che combatte per le proprie idee. Per esempio, l'ANDE vuole che la politica sia indirizzata in una direzione, cioè per esempio a favore dell'Europa, ma sempre con attivismo, con entusiasmo. E quindi è molto bello questo per chi la pensa come noi, poterlo fare, perché oggi come oggi, abbiamo parlato anche prima, lei sa quanti giovani non vanno più a votare. Questo poi lo affrontiamo più avanti, certo, perché credo sia il cuore del problema, certo, quando si ragiona di politica nel nostro paese, perché questo è. L'attività dell'ANDE durante l'anno come si svolge? Allora, noi abbiamo ci raduniamo tutte quante, facciamo un'assemblea generale all'inizio dell'anno, facciamo vari percorsi di direttivo in modo da prendere posizione rispetto a un certo tipo di programma piuttosto che un altro, e poi mettiamo in pratica questi programmi. E abbiamo fatto recentemente un incontro col dottor Poggiana sulla situazione della sanità triestina, che mi stava molto a cuore, anche se purtroppo non ho potuto essere presente perché ero fuori città. E abbiamo fatto un programma anche rivolto alle donne, alle problematiche delle donne, all'assistenza delle donne in difficoltà, femminicidi, eccetera. Mi piacerebbe molto fare qualcosa anche sulle carceri, di cui si era occupato mio marito Armando Rinaldi a suo tempo, con il suo volontariato, vedere un po' come la situazione delle carceri oggi, perché veramente sono ormai al limite, se non già superato questo limite. E mi piacerebbe parlare dell'energia, questo è un altro programma, e poi abbiamo fatto l'altro giorno un incitamento al voto, anche perché appunto la maggior parte cioè il 27% soltanto delle donne sono andate a votare nell'altra tornata, contro più del doppio degli uomini. Per cui, visto che le donne hanno avuto la possibilità di andare a votare, cerchiamo di andarci a votare, questo è molto importante. Sì. Cerchiamo di andarci tutti, poi indipendentemente da... Tra l'altro c'è un dato sul quale, come dire, si riflette poco. Noi diamo tutto per scontato e dimentichiamo i dati della storia, dimentichiamo per esempio che nel nostro paese le donne hanno potuto incominciare a votare soltanto nel 1946 con il referendum Monarchia e Repubblica, che secondo me magistralmente raccontato quel voto e il significato di quel voto dal film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, che è un film bellissimo che bisogna assolutamente vedere, perché lì c'è un dato fondamentale secondo me, che il voto significa partecipazione alla vita del paese, ma se tu partecipi in qualche modo la vivi, ma anche sei, come dire, sei protetto, il far parte di qualche cosa di così importante come il corpo elettorale arriva addirittura a proteggere le persone. Bisogna aver visto il film magari per capire questo dato. La democrazia non va mai data per scontata. Non va mai data, basta vedere quello che succede da altre parti. Cito gli Stati Uniti, dove sono preoccupatissimi. Negli Stati Uniti sono preoccupati se vincesse Biden, perché cosa potrebbe succedere dall'altra parte, qualcosa di assolutamente allucinante. Allucinante, io sarei preoccupato all'opposto, no? Sì, no, ma la preoccupazione è: se vince Biden quegli altri si scatenano. Sì. Cioè, è qualche cosa, è come se fosse andato tutto quanto in tilt. Il voto delle donne appunto è una conquista, diciamo, relativamente recente. 1946. Il primo era nel 46. Ed è stata la figlia di
sì, è stata la famosa donna Carlotta Orlando che ha voluto fare di questo, diciamo, un partito, un movimento d'opinione per sollecitare le donne italiane a essere attive e a contare nel portare il voto in una certa direzione. E tra l'altro mi pare che poi, come ci ha raccontato anche la vicepresidente, l'attività dell'Ande poi, come dire, non si limita ad essere una sorta di, chiamiamolo, presidio per quanto riguarda i voti e le elezioni, ma appunto spazia anche in tutti gli aspetti della società. Sociali, certo. Ecco, c'è questo annoso problema che non è nuovo, purtroppo, è quello appunto dell'astensionismo, del, chiamiamolo, non voto, eccetera. Che si riflette anche adesso. Noi abbiamo delle prove, dei numeri che io non conosco precisamente, ma che dicono quanto tutta la parte giovane della nostra popolazione dice: io lavoro, quindi non vado a votare. Ecco, e questo è assolutamente sbagliato. Evidentemente non abbiamo fatto un'operazione sufficientemente penetrante dei giovani, dicendo loro cosa potevano rischiare non andando a votare, non per se stessi, ma per il loro paese, per la loro realtà lavorativa, in realtà per lo sviluppo di questo paese e per l'opinione che questo paese ha nel mondo. E questo è anche un altro dato sul quale magari poi dopo torniamo. C'è stata un'analisi anche di questo fenomeno dell'astensionismo. Si può incominciare a storicizzare quando si è incominciato ad andare di meno a votare e perché? Allora, la data esatta non la so ovviamente, però c'è stato sempre un declino di questo interesse, probabilmente perché noi boomers siamo ormai stufi, stanchi, disillusi e forse avremmo dovuto dare più importanza, soprattutto nella coscienza dei ragazzi, dei nostri figli e dei nostri nipoti, in modo da far capire loro che il voto è importantissimo. Certo, le conseguenze poi di un voto possono essere più o meno felici, più o meno così deludenti, però intanto bisogna andarci, perché se non si va si è in balia del voto degli altri. Per cui io veramente, poi sa, i giovani hanno un altro modo di rapportarsi con la realtà. E hanno altri metodi, hanno altre vie di comunicazione, altri accessi che non noi che leggiamo in giornale, per esempio. Per cui dovremmo forse anche lì trovare una strada giusta per far capire loro l'importanza. C'è un recente sondaggio che dice che però il 64% dei ragazzi andranno a votare, che è già, non è male, non è male per questa tornata. Speriamo che in questi giorni, tra l'oggi e domani, insomma, si migliori naturalmente. E speriamo. In questi giorni, fra l'altro, si è celebrato, tra le tante cose che si celebrano in questi giorni, perché si vede che le decadi con lo 04 sono particolarmente importanti, però si è celebrato, per esempio, e io ho un'età che mi consente di ricordare anche la temperie di quel periodo, quella che forse è stata la più clamorosa partecipazione al voto degli italiani, cioè il referendum sul divorzio sì, divorzio no. Molti sostengono che poi, ad aver un po' disaffezionato al voto, sono state delle campagne referendarie un po' eccessive, dove i quesiti referendari erano particolarmente, cioè non era divorzio sì, divorzio no, è facile, capisci? Ma noi siamo andati, Anne è andata a Roma, in occasione dell'anniversario? Del voto, la Anne si è spostata privatamente, che è molto importante, non sostenuta da nessuna associazione. Perché siamo partiti che non è andata a Roma e noi siamo stati là e abbiamo notato e vissuto, sofferto, sperato e poi raggiunto dei... Quella doveva essere un'epopea, diciamo, possiamo anche dirla, molto importante. Io ricordo addirittura una riunione di famiglia dove si è deciso dove si doveva votare, mi pare una cosa abbastanza... Però ecco, ne discutevamo anche proprio questa mattina,
al telefono con una signora che aveva chiamato, con Sandra Savino, tra l'altro, quanto era sentito proprio il voto, l'andare a votare qualche tempo fa, al di là delle cose così come un po' anche insomma, divertenti, come la riunione familiare, però significava qualche cosa il voto. Certo, perché è stato sempre un obiettivo molto importante, no? Comunque io non voglio essere polemica, ma certi referendum sono stati disattesi. Nel questo senso, è un altro parliamo discorso. Per esempio del Ministero dell'Agricoltura, che secondo il referendum è stato abrogato. L'hanno addirittura spacchettato. L'hanno spacchettato in altro, c'è un altro titolo adesso, vabbè. Sì, e poi parliamo della responsabilità dei giudici. Quello era impossibile Che però avevano tutti quanti votato sì che i giudici siano responsabili se fanno degli errori. Oh santo cielo, sono umani, però uno va in carcere magari per nulla o viene comunque così denigrato per nulla. La responsabilità di chi è? Dei giudici. Adesso vediamo con questo che la Meloni vuole fare, questo cambio all'interno della magistratura, vediamo cosa succede. Però il referendum, poi certi sono stati importantissimi, certo quello che lei diceva per il divorzio, l'aborto, eccetera, è stato, soprattutto per le donne, è stato molto importante. Sì. L'Ande interviene, non è corretto interviene, però uno degli appuntamenti dell'Ande più attesi anche dai giornalisti, in questo caso non c'è stato anche per la struttura stessa del voto, però uno degli appuntamenti più attesi è il dibattito che in genere Ande organizza o con i candidati sindaco o con i candidati alle politiche, quando è individuabile un candidato. Hanno ancora senso, secondo lei, Presidente, i dibattiti pubblici? Sì, noi l'abbiamo fatto molto bene questa volta, con un gruppo di esperti, con delle televisioni, e quindi noi abbiamo cercato di impressionare il pubblico presente in maniera che ci pensasse, perché quando una cosa ti colpisce poi tu la sviluppi. E devo dire la verità che quel gruppo che era presente ha sicuramente preso qualche cosa dal nostro convegno, cioè ci ha pensato su, perché i temi erano scottanti e importanti da sviluppare, la realtà da esaminare, ragione per la quale insomma francamente non possiamo toglierci le scarpe rispetto a una realtà così importante, soprattutto in un momento così difficile in cui il mondo traballa, perché noi siamo qua in una città che è tutta pace, così. Però devo dire, il mondo non è quello, il mondo è quello del sangue, delle lotte, delle guerre, delle controguerre, insomma, quindi molto difficile, molto difficile. Se noi pensiamo che ci sono dei paesi dove la gente muore minuto per minuto, ecco, allora cosa facciamo? Dove c'è gente la quale non avrà mai più la sua casa, dove c'è gente che si minaccia a vicenda, e sono i due primi signori delle due realtà politiche e sociali, e allora bisogna cominciare a riflettere veramente e a pensare a quello che è il nostro dovere, non solo quello che è il nostro dovere, ma quello che dobbiamo insegnare poi ad altre generazioni, quello che è il nostro dovere di fare e di quello per cui combattere, perché c'è proprio da combattere in certe situazioni. Secondo lei il fatto che questa tornata elettorale un po' strana per certi aspetti veda votare di sabato pomeriggio oltre che alla domenica potrebbe cambiare qualche cosa, oppure addirittura potrebbe tenere ancora più lontana la gente Allora, devo dirle che ho parlato con delle amiche le quali non sapevano assolutamente che si votasse anche di sabato. Che si votasse il sabato. Allora ho detto, no, guardate, si vota il sabato pomeriggio e non il lunedì. Ah, non è possibile, no. Invece è possibilissimo, anche perché siamo abbastanza bombardati dalla televisione che ci racconta che cosa, quando, come, cosa e come. Per cui speriamo che vadano a votare. Sì, è strana questa cosa, non lo so, non so la motivazione. Non vedo neanche perché, francamente, perché molto probabilmente perché la maggior parte dei paesi chiuderà le urne di domenica. E quindi c'era la necessità comunque di dire noi abbiamo questo malvezzo secondo me di votare 2 giorni che non riesco
non riesco a capirlo, ma insomma, vabbè, questo non è... Però sarà curioso vedere se sposta in qualche modo, chissà che non diventi... Anche perché gli altri paesi forse sono più seri di noi, nel senso che lunedì si va a lavorare, si va a scuola e non si bloccano le scuole. È vero. Beh, gli inglesi votano addirittura di giovedì. Ed è una cosa... ma bisogna vedere se loro bloccano le scuole, però questo non lo so. No, non credo, figuriamoci se quelli però... pratici come sono troveranno il modo di... Ma si può fare in certe caserme dismesse, in certe caserme non dismesse, non lo so. Basta, purtroppo nelle nostre città di luoghi dismessi ce ne sono talmente tanti che basta avere un po' di fantasia e si trova dove andare. Allora, ci abbiamo verso la chiusura di questa anteprima del nostro telegiornale. Io intanto vi dico gli ospiti che saranno a Ring: Emanuele Cristelli di Stati Uniti d'Europa, Stefano Bernobic della Lega, Paolo Privitera dei Verdi, Enrico Sosti del Movimento 5 Stelle, Francesco Russo del PD e Massimo Codarin di Fratelli d'Italia. Ring questa sera alle ore 21 come sempre. Vi ricordo anche Trieste in diretta alle ore 18, parleremo di spettacoli e cultura essendo venerdì, e poi l'appuntamento con Trieste d'Arte, andremo a visitare una mostra che è al Museo Istriano e che celebra gli illustratori che hanno lavorato in Friuli Venezia Giulia o che sono nati nei nostri territori, quindi una mostra molto importante. Grazie ad Etta Carignani, Presidente dell'Ande, per essere stata con noi, grazie a Marina Cioli Rinaldi, Vicepresidente dell'Ande, per essere stata con noi. Buon lavoro ad entrambe e andate a votare. Grazie a Tele4 e a lei soprattutto, perché è molto importante chi guida. Grazie davvero. Bravo. Dopo la pubblicità, il telegiornale delle 13:20. Grazie. Presenti. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'edizione delle 13:20 del nostro telegiornale, che si apre tornando a parlare delle vicende giudiziarie collegate al crollo del palco costruito per il concerto di Jovanotti nel 2011 al Palatrieste. Nuova condanna in appello bis del processo, ribaltata la soluzione decisa per Loris Tramontin e Azalea Promotion in secondo grado. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la condanna dell'imprenditore Loris Tramontin, legale rappresentante di Azalea Promotion SRL, accusato dalla Procura di Trieste di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose per il crollo del palco di Jovanotti, in cui il 12 dicembre del 2011 morì il 19enne Francesco Pinna mentre lavorava al suo allestimento. La sentenza conferma la condanna in primo grado del maggio 2019 inflitta dal GUP del Tribunale di Trieste, riducendone la pena da 1 anno e 10 mesi a 1 anno e 3 mesi, sospesi con la condizionale in minima parte per effetto dell'intervenuta prescrizione di una contravvenzione. Nel novembre 2021 la Corte d'Appello di Trieste assolse Tramontin, ma poi in ottobre la Corte di Cassazione annullò con rinvio quella sentenza. Il primo collegio d'appello aveva attribuito le cause del crollo a un errore di calcolo dell'ingegnere incaricato della verifica statica dell'impalcatura al Palatrieste. Il relativo processo, con rito abbreviato a carico di quest'ultimo davanti al GUP, si era concluso con la condanna a 3 anni di reclusione, rideterminati in appello a 2 anni. Per Tramontin invece scattò la soluzione per non aver commesso il fatto, impugnata dalla Procura Generale e dalla parte civile, convinte che un coordinatore, se fosse stato nominato, avrebbe percepito il pericolo, visto che il cedimento era stato preceduto da avvisaglie. Il collegio ha previsto il risarcimento dei danni all'operaio rimasto ferito nell'incidente e che nel procedimento si è costituito parte civile. Campagna elettorale per le elezioni europee. Sandra Savino, oggi ospite di Sveglia Trieste, ha sintetizzato la campagna elettorale del partito, una campagna elettorale attenta al ruolo delle istituzioni europee, con le quali, ha spiegato, il dialogo più necessario si instaura da posizioni non oltranziste. Io mi auguro che Forza Italia faccia un buon risultato, che magari vada a
apprendere a recuperare quelle persone che forse da tempo magari avevano un po' di disaffezione alla politica o non credevano più alla politica, quindi noi ci rivolgiamo anche, oltre che ai moderati, anche a coloro i quali magari da tanto tempo non votavano e forse hanno trovato in Forza Italia quell'elemento un po' di equilibrio all'interno della coalizione. Ma per me non è dirimente chi fa meglio, chi fa peggio, cioè l'importante è tenere la maggioranza unita, coesa, con le differenze del caso. Sandra Savino, candidata al Parlamento europeo per Forza Italia, ha le idee chiare sulle conseguenze che il risultato di sabato e domenica potrà avere a livello nazionale all'interno della coalizione di governo, corollario non richiesto ma imprescindibile. Del resto la campagna elettorale dei forzisti, guidata dall'esperienza di Antonio Tajani, già presidente del Parlamento europeo, è stata improntata ad un'estrema attenzione nei riguardi dell'istituzione europea per arrivare ad un traguardo utile. Cerchiamo di trovare un punto di sintesi tutti insieme per essere così forti da tutelare il nostro Paese. Dovremmo essere in grado, una volta ogni tanto, di avere la responsabilità di non guardare poi esclusivamente al proprio interesse, ma di guardare l'interesse collettivo. Il tutto, ragiona Savino, per evitare quelle fughe in avanti che all'Europa potrebbero costare caro. Dobbiamo fare le cose per bene, ma a step, trovando le risorse, dando i tempi adeguati, cercando di porre quei provvedimenti che siano fattibili, che siano poi messi a terra e il cittadino possa iniziare a pensare di lavorarci su, perché se no in 5 minuti è impensabile. E per questo anche Forza Italia sulle case green si è esposta e ha votato in maniera convinta contro. L'Europa, secondo Sara Vito, candidata del Partito Democratico, realtà che con l'Unione Europea di fatto si identifica, deve comunicare il proprio impegno sul territorio, parte integrante del ruolo che essa ricopre. Noi abbiamo bisogno di una transizione ecologica popolare che riesca a essere, attuata da tutti i cittadini, a prescindere dalle loro disponibilità. Quindi l'Europa cosa deve fare? Sì, bene, ci dà la prospettiva del Green Deal e di questi obiettivi per ridurre le emissioni in cui tutti noi, quindi la qualità della nostra vita, la nostra salute sicuramente ne può beneficiare, però deve dare gli strumenti anche economici per riuscire ad arrivare a questi obiettivi. Anche Sara Vito, candidata alle elezioni europee per il Partito Democratico, sottolinea, a maggior ragione stante l'argomento, la necessità che l'Unione Europea proceda con maggiore accortezza, soprattutto quando affronta determinati problemi che, giocoforza, hanno a che fare con questioni che mettono in risalto le differenze fra i paesi che compongono l'Unione. Il PD del resto storicamente è un partito fortemente ancorato all'Europa, anche in un periodo come questo in cui riaffermarlo può essere un rischio. È una forza convintamente europeista, noi pensiamo che l'Europa non sia il problema ma sia un'opportunità, ci sono sicuramente delle cose che vanno migliorate, soprattutto noi, come dicevo prima, abbiamo bisogno di un'Europa che riconosca il valore dei territori, che riesca a dare risposte più concrete alle persone. Per questo Vito è convinta che debbano essere assolutamente sottolineati quei momenti in cui il ruolo di Bruxelles diventa fondamentale per ottenere possibilità di sviluppo di un territorio anche nella sua accezione più ampia. Se il prossimo anno Nova Gorica e Gorica saranno capitale europea della cultura 2025, insomma è la dimostrazione concreta non solo che non serve alzare i muri, ma che creare ponti di cultura e di relazioni può essere invece un'opportunità che mi auguro anche lasci benessere sul territorio, non soltanto nell'Isontino ma almeno di tutta la regione. Gli ospiti della puntata di Ring di questa sera alle 21:10, Stefano Bernobic della Lega, Massimo Codarin di Fratelli d'Italia, Emanuele Cristelli degli Stati Uniti d'Europa, Francesco Russo del PD, Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle e Paolo Privitera dei Verdi. Concludiamo la nostra presentazione degli appuntamenti con le elezioni comunali andando a vedere lo scenario proposto agli elettori di Monrupino. Il rinnovo del Consiglio Comunale di Monrupino propone lo stesso duello di 5 anni fa tra le candidate di centrosinistra Tania Cosmina, risultata poi vincitrice, e Martina Scabar, questa volta con l'aggiunta di un terzo aspirante al ruolo di sindaco, Fabio Tognoni, che segna il debutto in paese della coalizione di centrodestra. La sindaca uscente Tania Cosmina, alla guida della lista progressista, vuole proseguire nella guida dell'amministrazione comunale per completare i progetti già avviati nel corso del suo primo mandato. Questi primi 5 anni di mandato abbiamo impostato tutta una serie di attività, di progetti importanti per
rivalutare il nostro territorio, per rivalutare tutte le nostre attività produttive, quindi chiedo il consenso a tutti i nostri concittadini per poter concludere innanzitutto lo sviluppo del territorio, ovvero le attività produttive come l'estrazione del marmo. La sfidante Martina Skabar, sostenuta da Insieme per Monrupino con capofila Slovenska Skupnost più Verdi Sinistra Italiana, indica tra le priorità la sistemazione della viabilità del comune. Bisogna collaborare anche con la regione e con tutti i comuni limitrofi, ad esempio con la regione per la manutenzione delle strade che non sono solo comunali, ma da quando non ci sono più le province il compito della manutenzione delle strade adesso è passato alla regione. La novità di questa tornata è rappresentata da Fabio Tognoni, candidato sindaco del centrodestra in un simbolo unico con i 4 partiti. Una scelta, spiega, per dar voce a chi finora non l'ha avuta. Per la prima volta con questa unione del centrodestra riusciremo forse a dare voce e a rappresentare tutti quei cittadini che fino ad oggi non si sono riconosciuti in una corrente politica e in una linea politica che ha sempre governato il comune di Monrupino. Occupiamoci adesso di sport, del basket, perché c'è in attesa di ripristinare eventualmente il collegamento con la polizia locale. Dunque, straordinaria vittoria in trasferta della pallacanestro Trieste contro Cantù, che vale il 2-0 biancorosso nella finale promozione. La formazione di Christian, guidata da un Justin Reyes, autore di 32 punti, avrà la possibilità di chiudere i conti già lunedì sera in casa al Palatrieste. Un monumentale Justin Reyes consegna al popolo biancorosso 2 match point promozione in casa. L'8ª vittoria su 8 partite ai playoff, il 2-0 nella finale contro una Cantù che stavolta ci mette cuore e muscoli, ma deve arrendersi di fronte all'onnipotenza cestistica del portoricano, che chiude con 32 punti e un ultimo quarto che entra negli annali del gioco. La cronaca è tutta da gustare. Trieste replica la partenza turbo di gara 1 sulle ali dell'ispirato Ruzier e lui a innescare il quintetto biancorosso, che risponde con tutti gli effettivi: la pericolosità di Reyes, i guizzi di Brooks e il dominio a rimbalzo di Candussi e Vildera. Cantù risponde al 4-12 del bruciante avvio con Iki. Il folletto americano tiene letteralmente in piedi la squadra lombarda, ma la circolazione di palla, l'inventiva e la qualità dei protagonisti triestini mette in ambasce ripetutamente i padroni di casa nei primi 10 minuti di gioco. Il rock cestistico proposto da Christian permette a Trieste di toccare il più 13 prima di far segnare il 12-24 che conclude la frazione. Nel secondo quarto la reazione degli uomini di Cagnardi passa attraverso Nikolic prima, l'uomo più difficile da marcare per taglia fisica e capacità di esprimersi dentro e fuori dall'area, e a Moraschini poi. La talentuosa guardia ex nazionale Milano riscatta playoff sin qui opachi con un 9-0 di parziale che smuove il punteggio ed esalta il Palasport di Desio. I triestini resistono con Capitan De Angeli e le soluzioni personali di Brooks, Reyes e Ruzier. Si alza anche il ritmo canturino e si va a riposo sul 35-39. Il match però è destinato a cambiare. Lo chiarisce subito Baldirossi con una tripla alla ripresa che riporta Cantù sul -2. Poi 4 minuti di Reyes in versione Superman. Tripla, tiri liberi, recuperi, rimbalzi d'attacco e deviazioni a canestro vincenti. Un incubo per il pubblico di casa che vede tornare Trieste sul +9. La reazione arriva da Buccarelli, che innesca tiro e supporto dei tifosi, cogliendo prima un 6-0 personale, poi insieme a Baldirossi confeziona quanto necessario per tornare a contatto. Una tripla di Filloi e un'incursione di Brooks permettono ai biancorossi di chiudere davanti al 30° sul 56-58. L'ultimo quarto è da antologia, una sfida a punto che incarna il vero valore dei playoff. Cantù ritrova un precedentemente spaesato Young che insieme a Baldirossi e Ikei mantengono i padroni di casa sempre a un passo dal superare Trieste dopo l'unico +1 della partita. Ma sul fronte triestino, coach Christian ha un Reyes travestito da uomo del destino. In isolamento piuttosto che servito in ritmo, colpisce da ogni zona del campo e contro qualunque avversario, mentre la squadra tutta lo supporta con una prestazione a rimbalzo da incorniciare. Quando sul 73-75 Justin ha la responsabilità di prendersi un tiro decisivo, si erge a leader e porta la città della Bora a un solo passo dalla terra promessa. Le olive nel Martini le
getta Candussi con una tripla dall'angolo di rara bellezza. 73-83 è il numero della festa. Lunedì sera al Pala Trieste la possibilità di innescarne una ben più fragorosa. Adesso possiamo farvi vedere le immagini della festa che a distanza si è scatenata sugli spalti del Pala Trieste da parte delle centinaia di tifosi che hanno seguito la partita dai maxi schermi del palazzetto. Cori, sciarpate, canti e tanto entusiasmo in vista di gara 3 in programma lunedì sera a Valmaura. Tele4 si sta preparando con una serata del tutto speciale, un caffè dello sport che seguirà passo passo l'evolversi della sfida fino al fischio finale. Appuntamento lunedì sera dalle 21:10. Ma sentiamo adesso le parole di coach Gemion Christian nel post partita della seconda sfida fra Trieste e Cantù. I think our guys are definitely playing their best basketball right now. Penso assolutamente che i nostri giocatori stiano giocando la loro miglior pallacanestro in questo momento della stagione. But so is Cantù. Ma anche Cantù sta facendo altrettanto. So in game 3 we're going to need to play even better. Quindi sappiamo che in gara 3 dovremo giocare ancora meglio per riuscire a superare Cantù. Credit to our players allowing adversity to bond them closer together as the season went on. Tantissimo merito ai nostri giocatori per aver permesso alle avversità di unirli ancora di più attraverso la stagione che abbiamo superato. That adversity is only going to continue as this series goes on, so we're going to continue to need to be better. Sappiamo che queste difficoltà non sono finite, ma continueranno con il continuo della serie e continueranno a crescere, quindi noi dovremo continuare a essere migliori. We're a much better team when Justin Reyes plays. Siamo una squadra molto più forte quando Justin Reyes gioca. It's an excellent performance, putting our team on the back in some key moments. È stata una prestazione eccellente mettendosi la squadra sulle spalle in alcuni momenti importanti. It's fitting that it was an assist from him at the end that really closed the game out. È veramente fitting, adatto, un'adatta conclusione a questa partita che sia stata un passaggio, un assist per Candussi a mettere la parola fine su questa partita. That speaks to the character of our team, that we really believe in collectively finding a way to win. Questo parla del carattere, dell'identità della nostra squadra, che cerchiamo insieme un modo per vincere la partita. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo con altri servizi, per cui rimanete con noi. Entriamo in studio, sono stati confermati dal Vaticano gli ultimi dettagli relativi alla visita a Trieste di Papa Francesco il prossimo 7 luglio in occasione della settimana sociale dei cattolici in Italia. Sono 3 i discorsi, compresi l'omelia della Messa e l'Angelus, che Papa Francesco pronuncerà nel corso della sua visita pastorale a Trieste, in calendario domenica 7 luglio, a chiusura della 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio. Secondo il programma diffuso oggi dalla Sala Stampa Vaticana, il Pontefice decollerà in elicottero alle 6:30 dall'eliporto Vaticano per atterrare alle 8 al Centro Congressi Generali Convention Center, dove sarà accolto dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, da Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del comitato organizzatore delle settimane sociali, dal vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, dal prefetto Pietro Signorello, dal sindaco di Piazza e da Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali. Alle 8:30 all'interno del centro congressi il Papa incontrerà i partecipanti alla settimana sociale e dopo il saluto del Cardinal Zuppi e l'introduzione di Monsignor Renna pronuncerà il suo discorso. Alle 9:15, al termine del discorso, mentre i congressisti si trasferiranno a Piazza Unità, il Pontefice incontrerà brevemente alcuni gruppi distinti, rappresentanti ecumenici, mondo accademico, migranti e disabili. Alle 10 Papa Francesco partirà dal centro congressi in autoscoperta per arrivare in Piazza Unità d'Italia, dove alle 10:30 presiederà la Santa Messa. Prima della benedizione conclusiva, previsto il saluto del vescovo Monsignor Trevisi. Il decollo dal Molo Audace è quindi previsto per le 12:30, con atterraggio all'eliporto Vaticano alle 14. Ci occupiamo adesso di una segnalazione che arriva dal cimitero di Sant'Anna. C'è un problema
di parcheggi. L'allarme arriva dalle fioraie che gestiscono i chioschi, le quali denunciano l'invasione del parcheggio di Via dell'Istria da parte di vetture che lo adoperano per la sosta di intere giornate e sollevano anche il caso concerti dopo l'esperienza di domenica scorsa per quello di Ultimo e in vista dell'esibizione di Max Pezzali prevista per il 9 di giugno. Sosta selvaggia nel piazzale del cimitero di Sant'Anna, dove vige l'obbligo della permanenza massima di 2 ore con disco orario. L'allarme arriva dalle fioraie che gestiscono i chioschi all'esterno della struttura, che sottolineano come il problema, che viene vissuto in realtà quotidianamente, si sia tradotto in vera e propria emergenza in occasione del concerto di Ultimo domenica scorsa. Già dalla mattina presto, verso le 8, i vigili dicevano alle persone di parcheggiare qua davanti al parcheggio, però non pensando che qua il parcheggio per il cimitero è per i defunti, quindi le persone venivano qua arrabbiati o chi andava via o addirittura mettevano in mezzo alla strada e andavano dentro. Quindi io personalmente mandavo via le persone tutta la mattina, ma questo è un problema anche per noi. Cioè meno guadagno. Dunque la speranza delle professioniste è la risposta della polizia locale per una gestione diversa in vista di domenica 9 giugno, quando a Rocco si esibirà Max Pezzali. E noi chiediamo che almeno fino alle 20 della chiusura del cimitero non li mandano qua a parcheggiare, perché questo parcheggio è proprio per il cimitero. In realtà però la situazione di utilizzo improprio del parcheggio da parte di persone che vi lasciano la macchina per l'intera giornata senza recarsi nemmeno al cimitero è pressoché quotidiana, tanto che, mentre la nostra troupe registra l'intervista, una delle fioraie fa abbandonare l'area a 2 mezzi di ditte edili che stavano per parcheggiare in loco con l'obiettivo di lasciare i camion impropriamente sul posto sino a sera. Non è possibile andare avanti così. Ogni giorno la lotta per i parcheggi, ogni giorno. Vengono, parcheggiano e tornano all'1, alle 2 o direttamente alle 6, alle 7. E noi là a dire un parcheggio per cimiteriale, neanche per niente, proprio zero assoluto. Riaperta a Muggia la pescheria comunale dopo un iter burocratico invero piuttosto lungo, il locale è stato trasformato in una cicchetteria. Diventa una cicchetteria l'ex pescheria comunale di Muggia affacciata sul Mandracchio. Il locale, dopo un iter di ristrutturazione piuttosto lungo, legato anche alle disposizioni indicate dalla soprintendenza, riaprirà al pubblico domani. Nel pomeriggio odierno la reinaugurazione. L'immobile è stato totalmente rinnovato. Tutto era iniziato oltre 4 anni fa, quando il comune di Muggia aveva predisposto un'indagine esplorativa per acquisire le eventuali manifestazioni di interesse, alla quale aveva partecipato un solo soggetto che nel momento in cui avrebbe dovuto concretizzare la propria proposta enogastronomica non si è fatto più sentire. Nel 2022 la nuova amministrazione decide di procedere nuovamente per reperire altre manifestazioni di interesse. L'imprenditore che ottiene l'ok, Henry De Marco, muggesano, si muove in tempi rapidi, ma tutto si è concluso appunto pochi mesi fa con il benestare definitivo della soprintendenza. Nel locale sono state mantenute le volumetrie esistenti e ripristinate alcune parti considerate storiche. La progettazione è stata portata avanti dall'architetto Chessa. Il locale punterà soprattutto sulla valorizzazione di prodotti locali, vino, olio e naturalmente pesce. Sono stati resi noti i dati relativi alla stagione appena conclusa del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Più di 200.000 spettatori, incasso superiore ai 5 milioni di euro. Il numero degli spettatori della stagione 2023-2024 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia supera quello degli abitanti di Trieste. Il dato, diciamolo subito, è certamente disomogeneo, però ammettiamo anche questo fa un certo effetto. Sono state infatti 204.282 le persone che hanno affollato la Sala Assicurazioni Generali e la Sala Bartoli del Politeama Rossetti. Se il 55% degli spettatori arriva dall'area di Trieste, della provincia di Trieste, il 45% arriva da fuori Trieste e il 15% dall'estero. Sono numeri veramente molto importanti tenendo conto dei numeri assoluti che il teatro è in grado di generare.
I dati sono stati presentati non senza un'evidente soddisfazione dai vertici dello stabile. L'incasso è stato di 5.573.884 euro, poco meno di 1 milione in più rispetto al dato della scorsa stagione. L'incasso dagli abbonamenti ha segnato un incremento del 62,3% rispetto alla stagione precedente. Ancora, il bilancio 2023 si è chiuso a 11 milioni di euro di ricavi. Nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, esso si attestava sui 6 milioni e 600.000 euro. L'età media del pubblico è scesa dai 55 anni della stagione 2018-2019 ai 43 della stagione appena conclusa. Numerosi spettacoli hanno registrato il sold out, media di occupazioni posti in crescita del 10%. Un ulteriore dato, rispetto alla stagione 2017-2018, l'incremento degli spettatori è stato del 170%. Gli spettacoli più visti, ovviamente The Phantom of the Opera, la versione in lingua italiana di Cats, La coscienza di Zeno, Six, Boomers di Marco Paolini e Tutorial degli Oblivion. La coscienza di Zeno, fra l'altro, con 6.000 spettatori, tocca il dato più alto degli ultimi 10 anni per quanto concerne uno spettacolo di prosa e guida alla grande la pattuglia di produzioni proprie dello stabile che hanno ottenuto successi più che lusinghieri anche in tournée. Il grande lavoro che stiamo facendo e vogliamo fare è un percorso di educazione al pubblico, quindi i numeri sono importanti, ma ancora più importante è la grande qualità delle nostre 20 produzioni nazionali e internazionali, il grandissimo lavoro fatto nelle scuole, con l'università qui a Trieste, e questo ci riempie di gioia perché davvero il nostro obiettivo è questo, lavorare insieme a Trieste con moltissime istituzioni del territorio per costruire un nuovo appassionato pubblico. E non finisce qui, fra qualche settimana sarà presentato il nuovo cartellone, laddove manca davvero poco all'impegno estivo a Miramare per un teatro che di fatto il sipario non lo abbassa mai. Allora, ci abbiamo verso la conclusione di questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo soltanto gli appuntamenti di questa sera: Ringhe alle 21:10 con Stefano Bernobic della Lega, Massimo Codarin di Fratelli d'Italia, Emanuele Cristelli di Stati Uniti d'Europa, poi ancora Francesco Russo del PD, Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle e Paolo Privitera dei Verdi. Oggi è venerdì, per cui Trieste in diretta si occupa di spettacolo. Lo faremo assieme al cantautore Puntino e a Lorenzo Acquaviva per parlare della nuova stagione di Approdi. Poi, per quanto riguarda Trieste d'Arte, visiteremo la mostra Illustratori della Venezia Giulia, che è allestita al Museo Istriano di Via Torino e che appunto raggruppa opere di illustratori pubblicitari nati in Venezia Giulia o che in Venezia Giulia hanno lavorato. È tutto, ci vediamo alle 19:30 con il telegiornale della sera.